Non è che stavo pensando che a parità di lavoro, tempo e quant'altro, sto vedendo che più sto lavorando su cose esterne, più stiamo iniziando tardi le live. Boh, sì, però c'è stato, sì. Però ancora per poco. Ancora per poco. Diciamo che tutti i pezzettini del domino in 6 mesi li ho messi sul tavolo. Diciamo che nei prossimi giorni forse butto giù il primo. Anche perché mo dopo domani c'è Death Stranding, quindi per legge statale messa dallo Stato italiano e da Kojima stesso io devo liberarmi e giocare alla sua opera, quindi a me piace rispettare le leggi, se c'è questa legge io la devo rispettare. Mi dispiace. Perché naturalmente poi dirò le mie considerazioni in live, ma tu sai quanto ho amato Dead Stranding 1? No. Se è lo stesso in ambientazioni diverse, a me già va bene, Gianmarco, già va benissimo. Anche perché ti svelo sta cosa, poi pensiamo subito al titolo questo qua. Non ti nascondo che io, aspetta, metto le luci fisse, così non ti creo un problema apoplettico a te. Il momento in cui io ho iniziato a giocare a Dead Stranding, che avevo la PlayStation qua di fronte, avevo il problema col wifi che ogni tanto prendeva e si staccava la connessione. Però io mentre giocavo a Dead Stranding, un giovane Vincenzo diceva: allora mi piacerebbe portarlo in live. Chissà se lo farò mai. Passati anni, non sapevo anche se usciva il 2. Esce il 2 e lo porto in live. Le cose pian piano migliorano. Quindi se è identico al primo a me già va benissimo così. Allora, ringraziamo Turinar con cui ho parlato oggi per la traduzione aggiornata d'oggi. Grazie fratello. Aggiornata d'oggi. E vedo di farmi una clip così gliela mando perché ha pulito oggetti, cose, ha fatto una pulizia generale a tutto. E già ecco, già vediamo che è apparso nel menu principale un'indicazione per quanto riguarda la traduzione che non c'era finora. No, mi pare proprio di no. Non c'era proprio. Allora, pulsante crea clip. Io poi gliel'ho detto oggi, ho detto guarda, io non so se eri tu la persona di cui utilizzavamo la traduzione, spero, ti ringrazio per questo, ma se sei quello che ce l'ha fatto partire già tradotto, ti ringraziamo ancora di più. No. Allora, Gianmarco, siamo tornati nel fantastico mondo mediocre delle capre. Allora, accettiamoci che il gioco sia riconosciuto. Allora, il gioco viene riconosciuto. Sembrerebbe di sì. Vediamo l'audio se si sente. L'audio si sente. Aspetti, signor scienziato, abbiamo un attimo da fare. Il nostro microfono si sente? Gianma, stavolta non ci stiamo dimenticando niente. Penso che no. Perché abbiamo 2 anni di live all'attivo. Già, non mai scordate niente, ma che abbiamo persone ci stiamo dimenticando le cose. Che bella cosa. Allora, Gianmarco, come la ravogliamo sta braciola adesso? Allora, Gianmarco, filtri, anche ragazzi, quindi filtri, però abbiamo l'infermeria, quindi un pochettino possiamo curarci là. Innanzitutto andiamo a svegliare l'Alter. È vero, è vero. Aspetta, Protolo è qui. Eccoti qua. Allora, botanico, adesso si pensa al cibo. Vedo che ti hai spawnato coi guanti. Hey man. Lui già è pronto. Can you hear me? Where? Ok, come sei come personalità? What is this? C'è proprio la salopetta da botanico. Take it easy. You're on strong sedatives. What the hell? Allora. Io direi personalmente, sei confuso? Ok, ambientati un attimo, poi sì, ci spieghiamo tutto. Vai, ti trasto.
I know. Ma fagli digerire, non sei reale, hai vissuto, quello che pensi non è reale. Really? Faccio una bella botta. So, who are you? Relax. I'll tell you everything. But right now, we need to focus on you, just to make sure you're all right. Can you answer a few questions for me? Okay. Do you remember who you are? I'm Jan. Jan Dolsky. Juan, te lo ricordi. Good. And what is your role on this mission, Jan? I'm a botanist. So, Più o meno. this is Più o it? meno. The mission? Did we land? Verità, Verità. verità, I'm afraid verità. things went sideways during the landing. Everyone died. Except for me. You. What about me? Are you... Aspetta un attimo. Are you real? Reale come te. Cioè che siamo pure noi degli alters. Noi oramai sta cosa ce Siamo l'abbiamo, altersi tutti, lo ce la giuro. siamo messi in What's going testa. on? It's like we're alternative versions of the same person. Wow. But why is this happening? Ho dovuto clonarmi per sopravvivere. Non per salvare la missione, Tutto ma proprio noi per sta dovevamo missione. sopravvivere. Già mai effettivamente. Noi dobbiamo I sopravvivere. told you, everyone died. Long story short, I needed to multiply myself to survive. That doesn't make any sense. We're not exactly the same. Il tuo percorso di vita è diverso. dal mio. Yes, we're different. You made different decisions in your life. I'm not sure I Giustamente il computer understand. prende la sua vita fino a quel momento, crea una sorta di simulazione che I think viene you messa should nel just cervello e fa tutti i calcoli e lui read pensa di the averla mission vissuta. You'll find all the answers there. Sure. Yeah. Ok. Mission logs. Sembra che l'abbia presa. Hey, Ecco, Wait. non l'ha presa. if all this is... If I am... Eh. I mean, Non ti sei mai sposato. what about my wife? Where is she? I need to know. È sulla terra. No, lo zi, no, niente palle. Niente palle. E che ci vuoi? Sono Non tutto è, palle. non è necessariamente. Non è tua moglie. No, La sì. deve capire sta cosa, lo No, zi. no, è sua moglie perché lui nella sua linea temporale, lui si è sposato con questa persona, quindi lui ce l'ha la moglie. No, però aspetta, calcola pure un altro fattore. Lui ce l'ha la moglie, che Ah. è sempre quel personaggio. Non so manco tu che No, lo zi, in tutte le timeline c'è questa costante. Il rapporto romantico con il personaggio femminile là. non è è presente in proprio tutte- esattissimo. È Però- presente in tutte le storyline. ma non è che c'è il rapporto romantico, perché per esempio lo scienziato Allora, non ce l'ha avuto. Dobbiamo esaminare, che non l'abbiamo fatto prima di parlarci. Come vedete al computer quantistico che ti faccio vedere che c'è sempre quel nome lì, me la devi trastare su una cosa. Sai perché la seconda? Non è tua moglie, non perché tu non credi che sei sposato con lei, ma perché sei in questa linea temporale che si basa su di noi e noi non siamo sposati. Tu devi pure vedere dall'altro lato se lei poi ti accetta, non è che poi torni sulla terra e pensi è mia moglie. Discrezione tua. Che è sulla terra e dobbiamo capire come arrivarci. Gli confermi che è la moglie, però non è reale. Magari se lo picchio. Però ti devi accettare lei. Sta bene e ti aspetta. Non sa manco che esistono gli alters. Vai tu. Non She's è not exactly proprio tua moglie. your wife. What are you... Are you Ci sta, è kidding me? una cosa brutta da mandare giù. Okay. But that means... Questo pure mi fa. Lo No. zi, lo zi, Sì. I wanna see... lo zi. Ci abbiamo Sì, quello just con cui take it farlo easy. parlare. Sì. She's A back on posto. Earth. And she may not be exactly as you remember her. Facciamo parlare, proviamo lei. No. Lui vuole vedere sua moglie. Se My capisce head's la situazione può conquistarla e ci What può is it you parlare want from me, tranquillamente. Ellie? È un altro discorso. We'll need all the help we can get. Someone to run the greenhouse, prep the food. Sì, So, però Napoli è trust me, forte. Sempre. Sempre, però non si può I'm- calcio, quindi però ha vinto Not con Buonasera. I'm ready to work just like that. Right.
Like I said, rest, go through the logs. Sì, ci abbiamo lui per la quest, a posto. Rest of Anche perché gli altri si sbloccano a livello let's talk again in a 3 while. della Sì, base, quindi sì, per dopo un forza po'. deve I'll see essere you lui. around. Allora, botanico è nato e botanico va a lavorare a questo punto. Botanico, e ci vai proprio perfetto. Bravo. Produzione, in serra già abbiamo 20 di cibo da fare. Abbiamo un pasto cotto, 4 pappa. 4 pappa. Il tecnico già è in cucina. A questo punto tecnico, stai producendo già gli altri pasti, ottimo. A questo punto metti pure questi qua, ce li aumentiamo stesso da qui. Ok, così ne abbiamo sempre 10 e cerchiamo di stare un attimino più liberi, tanto vanno in automatismo tra di loro. Ricerche sta facendo espansione della base, sta ancora al 5%, ci vuole tutta la giornata. E poi il pilone hub. Noi come risorse metalli ne abbiamo pochi, rapidium ne abbiamo pochi, minerale giustamente ne abbiamo uno. Polimeri 0 e i polimeri sono quelli che ci servono per fare un attimino gli ancoraggi. Sto facendo un riassunto che così ci ricordiamo dove ci dobbiamo muovere. Per fare un tavolo ci vuole il legno e per fare i polimeri ci vogliono i cristalli e il materiale organico. Allora, Ominateur tra un po' si riprende. C'è pure il braccio nuovo. C'è pure il braccio nuovo, funzionale, robotico, forte, tranquillo, può lavorare senza problemi. Dobbiamo andare un attimo noi mentre si riprende il minatore, e lo facciamo in questo modo intelligente, visto che è mattina presto e ci vuole più tempo per prendere i cristalli. Noi iniziamo ad andare qui e prendiamo noi un po' di cristalli. 4 ore. Iniziamo a prendere qualcosina qui. Grande. Dovrebbe essere guarito. Una poca. Un altro pochino, ok. Cristalli ne abbiamo presi 31, prendiamone un altro po', vediamo quando esce dall'infermeria. Ok. Sì, va a fare un po' di manutenzione tu nel frattempo. Tu ti sei ripreso? No, ormai c'è. Ormai ci sei e a questo punto vieni tu qui. Tu qui e qui è avamposto minerario. Minatore, e vieni qua, poi dopo ti vai un attimino a riprendere. E noi invece ce ne andiamo. Ok, si è ripreso adesso, ok. Ci andiamo a prendere un po' di minerale organico. Ora noi già dovremmo avere. No, non facciamo i lavori di manutenzione, che la ruota grosso modo sta bene. Non iniziare a fare i polimeri. Troppo dobbiamo recuperare ogni secondo libero, che il sole si sta avvicinando. Quindi noi ci prendiamo un po' di materiali qua. Non so manco quanto c'è rimasto ormai. C'è rimasto pochissimo, o ci spostiamo o siamo morti. Con un po' di materiale organico a questo punto, raffineria e una può iniziare a farla. Mentre lui fa quella noi continuiamo a prendere cose fino a che non finisce la giornata. Ok, c'è l'aumento delle radiazioni. Noi per quanto tempo dovevamo stare fuori per la quest dello scienziato? 3-4 posizioni da ancoraggio, costruisci la seconda arca. No, annuncia il sovraccarico tramite la scheda assegnazioni. Non ci ha dato ancora la quest, però ce l'ha detto, quindi forse dobbiamo prima ricercarla. Allora facciamo così, torniamo subito alla base. C'è il minatore che ci vuole parlare, aspettiamo che ritorni qua.
Col cibo adesso abbiamo una piccola routine, quindi stiamo girando meglio, abbiamo anche altre verdure da fare. Ok. Allora. Il minatore a breve dovrebbe tornare, ma sai che cosa facciamo adesso? Ce l'abbiamo come questo. Tecnico scienziato botanico. Botanico si trova in cucina. Quindi eri proprio tu. Botanico, ok. Non gli possiamo parlare, quindi per la quest se ne parlerà domani. Dobbiamo fare un'altra cosa importante, i filtri per l'aria. Non ci sono risorse e per farli serve materiale organico. Allora, domani dobbiamo fare così. Domani mattina si fa gli straordinari in modo tale che completiamo pure la quest dello scienziato. Si prende un pochettino di risorse e nel frattempo cerca un attimino di farci almeno i filtri. Non abbiamo filtri e stanno salendo le radiazioni. Fruzzolo. Allora, possiamo terminare la giornata. No, ok, mi sembrava il cursore del mouse sullo scienziato. Allora, sala comune. Dobbiamo trovare altri film. Potremmo giocare proprio contro il tecnico in modalità avanzata o col botanico. Però tu al momento con l'umore stai bene, quindi no dai, va bene così. Dobbiamo trovare un magazzino, qui dobbiamo aspettare. Tornato il minatore. Ok. Minatore, dove vai? Sala comune. Facci tu ad là, stiamo venendo. Ok. Bello. Sì, vai, doppia sgommata. Tripla sgommata. I'd like to talk to you about that filter. Okay. No. No, ok, è sempre la cosa questa qua, quindi per lui dobbiamo completare giustamente i filtri. No, a sto punto andiamocene a letto. E confondo sempre. Allora. Registro, ok, vabbè, sono sempre solo i tutorial. Ok, stiamo comunque riempendo un attimo questa cosa e dobbiamo capire sta cosa delle intuizioni. Allora. Se lo scienziato terminasse la ricerca, dobbiamo andare anche ad esplorare la zona nuova prima che ce ne andiamo di qua, Gianna. Obiettivo fallito, picco di produzione. Oh no. Se l'è presa lo scienziato. Non l'abbiamo fatta a tempo, io stavo per fare quella cosa lì. Ah, beh. Tempesta magnetica in un giorno. Tecnico ha subito radiazioni, scienziato ha subito radiazioni. Cazzo in culo ha subito radiazioni. Tutto. Allora lui è libero. Però ha quasi fatto le ricerche. Allora tecnico va subito in officina. Mentre attiviamo gli straordinari. Botanico col cibo adesso non ci serve, quindi ci va a prendere un po' di metallo. Quindi botanico va a prendere un po' di metallo. Tu vai qui a prendere i cristalli. Mentre tecnico posso per guadagnare un po' di tempo. Fai un kit di questo così recuperiamo. Stanno litigando al dormitorio. Che è successo? Ragazzi, che è successo? That's ridiculously amusing. Ehi, You better watch your mouth, asshole.
Ehi, che è successo? Che avete What's litigato? that about? Just another valuable discussion with our most charming alter, who wanted life and feels sorry for us pathetic losers. Allora, per favore sii più preciso. Che se lui rompe i coglioni va bene che sei scienziato e sei intelligente e sei quello che è più ricco rispetto a noi, sei più intelligente, sei più ricco e hai avuto una carriera migliore, poi ne cago cazzo, dobbiamo sopravvivere. Anzi, già ci Quindi- vuoi fare scarpo, scienziato. Details, please. Do I really need to go through that again? That asshole attacked me for using Mom as an excuse for not pursuing my ambitions. Seems to me he's the one looking for excuses. Mi credi, io tante volte ho pensato nella mia vita mi clonerei per darmi una mano, ma sapendo quanto so essere insopportabile e finire in una situazione del genere, no, meglio di no, Gianma. Meglio di no. Siete più simili, more alike than you think. siamo clones. Yeah, dude, I know. We share a We're face. clones. It's more than that. You're both proud and stubborn. You feel like you have something to prove to each other, but Sì, you passi un don't. bicchiere un pochino. Come no? un With pochino those sharp Merci. minds and Tongues? Arigato gozaimasu. yeah. Listen, I'm not saying you'll be friends, but Non you volevo could la try to Non find va common bene. ground. Vabbè, succede. Ok, lui si è calmato. Maybe we'll Ecco qua. bond over Bello. analyzing your shortcomings. Allora, ehi, I didn't per manage la to quest pull it sbagliata off. che poi abbiamo 38 attivato hour lo stesso alla fine. I noticed. Well, what can I say? I hope that failure doesn't bring you down, because it only drives me to push harder. You look hurt. What happened? What do you think happened? I got too much radiation exposure. Oh, I'm gonna throw up. Lo so, non ci sono i filtri. No, questo vuole le cose aggressive, non vuole la comprensione. Sì, vai. ma Pull yourself together, okay? Don't forget, you're a vital asset to this mission. Don't worry, I'm not quitting. Just remember to always have enough filters to keep No, the mo radiation risolviamo barrier subito. on. Mo risolviamo That proprio way I can subito at sta least cosa del filtro. recover gradually inside the base. What were you arguing Ma affrontiamo about? il problema. Non Nothing. cagare il cazzo. He's just oversensitive and can't handle a little bit of constructive tu però rompo feedback. veramente un cazzo, già riciro frate. È Allora, particolarmente bravo. raccontami pure la tua versione, così sentiamo anche What's l'altra there to campana. tell? He cowers behind the mask of a hero who sacrificed his chance to get a proper education to stay with his mother, and he tries to judge me for doing the opposite. Allora, aspetta. Se tu hai una cosa e chi l'hai, se tu non fai buono, allora non andiamo bene. Perché semplicemente non rispettiamo le scelte che ognuno ha Il fatto? problema di base, come suggerisce pure la prima risposta, non è che stiamo parlando di persone diverse. Noi in tutte le sue alterazioni abbiamo visto che è una persona orgogliosa. Quindi sì. persone orgogliose allo stesso modo, giustamente non si riescono a trovare. Cercate, data la situazione. Noi da napoletani Cioè, mettiamo in mezzo Mammat amorevolmente. Se tu lo dici a lui, in realtà è anche sua mamma. Quindi è come se si parlando siete fratelli alla fine. Quindi siete entrambi orgogliosi, I don't datevi think una calma. he's Siamo su un cowering pianeta behind remoto e stiamo per morire. I Forse think he's un just attimino le as priorità da ignorant and ordinare. judgmental as you. cosa. Pride without ambition is just Vabbè, arrogance. niente, però pure No, te, lui è proprio tarato, no? Sure. Siamo He andati gets it avanti done così. just like Siamo you, andati avanti and così. he's a pain in the ass, also like you. Però così come anche per le persone esterne, Gianmarco. Sappiamo Maybe che I è duro, underestimated him. però siamo noi. See? Now go Solo un hug pochettino or più something. duro del È normale, un po' mettiamola basico. così. Ridiculous. Best I can do is give him the benefit Esatto, of i the doubt. pregiudizi, soprattutto Esatto. verso te stesso in questo caso qua, non hanno senso. Looks like we're low on Sì, rad sì, filters. facciamo Ragazzi, andate subito al lavoro. Mo- Il tempo giusto che facciamo le risorse, tanto già ce le abbiamo in coda di produzione. A sto punto settiamo già la cosa in maniera definitiva, visto che prenderemo un bel po' di risorse oggi.
Ne teniamo sempre 5 a portata di mano. Sì. Tanto come è pronto uno dovrebbe andarsi a mettere in Andare automatico. Quindi dovrebbe vero. risultare che ce ne sono 4 e dovrebbe partire quello Quindi in costruzione. Ce ne abbiamo sempre e non ci sono problemi. Allora, già stanno andando fuori a lavorare? Allora velocizziamo noi un attimino le cose soltanto in quest'ottica qua, magari il tempo che fanno colazione e quant'altro. Non è facile, riusciamo a prendere noi qualcosa. Botanico, cosa è successo? Io mi sono appena ricordato di una cosa. Mi sono appena ricordato di una cosa. Sì, sono due cose diverse, Gianmarco, potevamo prenderli da qua. A sto punto, lo scienziato perché è così arrabbiato? Perché c'ha questa faccia un po' arrabbiato? Stringe i pugni, deve essere fuori di sé, è bello incazzato. Allora, facciamo in questo modo qua, nella raffineria mettiamo il tecnico come produzione, nella raffineria togliamo al momento i polimeri e mettiamo che devi sempre passare 10-15 di questi ne dobbiamo fare 4. No, questi li fa giustamente a 10 alla volta. Sì, che in confezione da 10, è vero, c'ha ragione, sono io deficiente. Pacchetto da 10. Allora, a noi ce ne servono 4 ancoraggi, 2, 4, 6, 8, quindi ci servono 80 di polimeri. Ok, da lì mo convertiamo e riusciamo già a fare qualcosa. Come prendiamo anche il materiale organico, iniziamo subito a fargli fare questo, quindi il tecnico di qua a noi ci fa comodo e ci mettiamo noi alla stazione di creazione degli oggetti. Allora, scienziato? Vabbè. È incazzato nero, no, non vede dove sta andando. No, è arrabbiato. Non ci vede più dalla rabbia. Scienziato, tu a posto, non puoi spingere? No, non ci passo in mezzo. Ehi? Guarda, prova a parlarci, magari gli cambio di zona, gli dico guarda, vai qua. Magari lui, ecco, ha rielaborato. A posto. Vedi se non si batte. Torna indietro. Ok. Non ti arrabbiare con la scrivania perché non ti ha fatto niente. Ci devi completare queste ricerche che mo ci dobbiamo un attimino mettere in un certo modo. Ok, il tecnico sta lavorando. Noi ci mettiamo già qui pronti. Vai. Ok, almeno una cartuccia l'abbiamo fatta e fine domani siamo a posto. Il problema è che domani ci sono le radiazioni, quindi dobbiamo stare tutta la giornata dentro, non possiamo proprio uscire, quindi mo ci dobbiamo abboffare di risorse. E noi ci siamo persi per la giornata ieri andando in infermeria, però ci siamo ripresi, ma va bene. Va bene. Allora. Vedi che ti voglio guardare anche gli altri. Ok, ma andiamo pure un attimino a vedere, però quando ritornano nella base, già ma poi stanno prendendo i metalli, va bene così. Ci servono sempre questi qua, ci serve qualcuno. Giustamente non l'ho messo, che mi ero fatto il conto in un altro modo. Giustamente non stiamo prendendo il materiale organico che ci doveva arrivare di là, ma ci sta mettendo troppo tempo. Minerali 83. Minato, vai un attimo di qua.
Vai a prendere un po' di materiale Should organico. I take care of this now? No. Ti dobbiamo mettere in coda a te, visto la giornata di domani e visto che la base è una merda. Ci dobbiamo mettere in coda anche 10 di questi. Che ci possono servire. Ok, materiale organico sale. Produzioni, raffineria. Ok, perché già li abbiamo fatti. Aumentiamo in modo tale da averne su 100 con una quota di 70. Ok, vai. Fai così e facciamo tutto. Allora, parliamo a lui nel frattempo. Hey man. Anche lui è piuttosto in casa, giustamente senza filtri, di tempeste solare che arriva e cose varie. Ci sta. So maybe we can talk about something meaningful. What calms you down? Punching that smirk of yours would definitely do the trick. But if you really Ah, need to potrebbe proprio know, prendere qualcuno a cazzotti, walking anche off, I dicendo guess. grosso modo chi. Un Ti po' lascio di immaginare. movimento. Allora, È una palestra? dai, dammi un pugno. Dammi un Maybe pugno you a me, should risolviamo punch sta cosa. Sfogati, Why togliamo not? sto casino da mezzo. Let it all out. You don't want that. Trust me. Ok, But I appreciate the offer. ok. Si è tranquillizzato. Abbiamo l'espansione della base di livello 2. Abbiamo sulla carta, ma dobbiamo vedere il costo quanto è. Aspetta. Allora, quanto costa secondo te? Non ne ho idea, onestamente. Beh, onesto. No, pensavo peggio. Devo dire la verità, Pensavo onesto e peggio, sincero, sì. pensavo molto di Sì. più. Sì, dai, fattibile. Ok, appena arriviamo a 60 metalli, possiamo vedere un attimo, così viaggiamo meglio e siamo più tranquilli. Allora, a questo punto, scienziato, sai che ti dico? Visto che tu c'hai la rabbia nel tuo corpo e a noi aggiornamenti al momento non ci servono, ma perché non te ne vai un poco a prendere proprio dei materiali arricchiti così contemporaneamente, prendiamo materiale organico e metalli e ci possiamo fare il tutto. Scienziato, a sto punto altro cibo, c'è qualcosina ancora, però ok. Ok, stiamo prendendo risorse comunque abbastanza velocemente. Ciao scienziato. Hey man, I can see Okay. something's upsetting you. Don't make it worse. Lavoro tu un Love the cazzotto. attitude. Mamma. So what can I mean, what do you usually do when you're angry? Nothing usual about these circumstances. Oh, I don't know, Jan. I try to avoid people who irritate me. Boia. Quindi ti stanno sulle palle tutti quelli identici a te, scusami, ragiona, tu Vai. che sei intelligente, ragiona su Io sta la cosa, butterei batti così. la mente. Everyone who gets on your nerves looks like you. Exactly. I stopped using a mirror while combing my hair after I snapped at myself more than twice. Ok. Ok, dai, un pochettino si è calmato. Allora, ci conviene noi fare qualcosa qui nel frattempo. Facciamo noi qualche passo in modo tale che stiamo tranquilli. No. E c'è un po' di cibo. Si è fatta sera, noi risorse le abbiamo prese. Allora, facciamo subito l'aggiornamento qua. Espansione. Ah, così almeno ci possiamo pure un attimino sistemare meglio. Vai. Allora, io direi la sala di comunicazioni bella sopra. Che giustamente si autoagganciano, quindi mi devo un attimo regolare. Allora, tu vai qui sopra qua.
con la sala comunicazione di qui, questo modulo lo mettiamo qua in basso, mettiamo il computer quantistico non qui ma qui, facciamo pure guadagnare un altro spazietto. Allora tu qua però devi collaboration, perché se non fai collaboration poi a Maffania Fieto c'è un problemation. Ecco qua, a posto, è già la zona che abbiamo un attimino ottimizzata, così non abbiamo problemi. Ora però tu comunque ti serve solo un ingresso, quindi possiamo fare così, ascensore e via. E mo ci facciamo tutto il piano. Oh, quello, buona sedia. Ciao quello. Ci mettiamo. Tu vieni un attimo qui. Mettiamo un altro ascensore qui. Ci facciamo tutto il piano lavori condomini affini. Quindi ci mettiamo il laboratorio di ricerca con l'officina, sangue dei tuoi defunti, la guerra civile, perché dovevamo fare una guerra civile? più o meno ci siamo quasi. Ci sono stati dei litigi, qualcuno qui ha litigato oggi che rompevano i coglioni, però sta andando tutto bene al momento. Raffineria, non l'utero a questo punto, quindi ci conviene fare così. Così non andiamo bene. Ci mettiamo il piano nostro utile, quindi centro di comando, cabina del capitano, non la raffineria che mettiamo sotto. L'utero, camera stagna per il teletrasporto, così ce l'abbiamo vicino a dove dormiamo e non perdiamo tempo la mattina. Se cazzo entrava l'ascensore di qua sarebbe stata un'altra strada e potevamo fare prima. A meno che non scendiamo l'utero sotto. Ma allora vediamo un attimo così. Perdiamo un paio di minuti qua, ma viaggiamo molto più tranquilli. Allora, cucina. No, il problema è sempre qua. Se decido però di mettere il computer quantistico lì sopra, a questo punto faccio così. Collego un attimo a te qua. Non è che l'ascensore poi si prende troppo spazio. Ok, sono i posti bloccati. Tutto a posto quello. Tu? C'è l'ascensore che blocca, però se noi mettiamo un piccolo corridoio e mettiamo questo e tua sorella la freghiamo, abbiamo 2 rampe d'ascensori dove poter salire e subito arrivare in cima. Abbiamo perso 4 spazietti, però va bene così. Quindi mettiamo camera stagna, un altro ascensore qui, è inutile averla qui la zona visto che stiamo facendo piano per piano. Allora tu rivai nell'angolo qui, quando una volta fatta la parte qui sopra, che è quella dove ci muoviamo di più, tutti i laboratori, teniamocelo così per limite, vediamo dopo se possiamo metterci qualcosa, o se addirittura dove cazzo ho messo l'utero.
A posto. Tutto questo qua, il piano con le cose per noi. Questo lo spostiamo qua. Mettilo sopra però. Allora, tutta la zona qua dovrebbe essere tranquilla. Questo non si sposta in nessun modo. Quindi mettiamo un altro ascensore da qui e ce lo mettiamo qua. Ma adesso iniziamo un attimo a sistemarci qua. Allora facciamo il piano con tutti i lavori, quindi laboratorio di ricerca 1 da 5 non c'è, l'infermeria più 1 da 3. Mi sono alzato, quindi sì. L'importante è quello che stai che bene. Ci siamo alzati, quello già è un'ottima vittoria. No, dobbiamo fare così. Modulo macchine 1 da 5 per forza. Ma se no dobbiamo mettere la banda, che però usa 2 spazi, quindi ci entra nel popò. Noi facciamo così e vaffanculo. Modulo macchina, laboratorio di ricerca, officina, raffineria, camera stagna, cucina, perché appena uno torna dalla miniera è stanco, quindi subito si butta in cucina e si mangia qualcosa. C'è chi si alza per buttarsi da un ponte, vero anche questo? Anche, purtroppo è così. Speriamo che non ti butti tu quello, perché è un peccato di Dio, bravo ragazzo. Però se lo vuoi fare, vai, no? Diciamo che se non lo fa di base è meglio, anche perché poi è un casino, apri, trova l'altro. Però ognuno è padrone della sua vita. No, quello sicuramente, però è capito, mettiti là, fai tutto il bordello. La finestra non si apre, piove, tu dici, ah che fastidio, piove. Però poi tu pensi, ma se io mi sto per buttare giù, che cosa me ne frega se piove? No. Quindi tanti problemi, tu risolvi a monte, non ti butti proprio e risolvi tanti problemi. Non farti un problema per non fartene altri 99. Sempre quello, io ti incoraggio sempre. Ma io ho piacere che c'è Gianmarco nelle live, proprio perché è risaputo da tutti che dà consigli e dispensa perle di saggezza. Assolutamente. Quindi che ce le dovevamo tenere per noi, abbiamo deciso di condividerle col mondo. Minchia, potresti fare lo psichiatra, mi sa che ho sbagliato tutto nella vita, quello. Allora, così. Vabbè, quello, tu sei ancora giovane, lo potresti fare tu lo psichiatra. Il percorso teoricamente lo devi ancora scegliere, no? Cioè hai tempo fino all'università. Potresti fare queste cose, se ti potesse piacere, perché no? Allora, tu sei di più. Recuperiamo un po' di risorse. Tu ci vai bene. Riusciamo a metterti qua. L'arca dell'antica alleanza la mettiamo qua. Ma non ci arrivo. Quello iniziamo a non saper parlare più l'italiano di già? Cazzo è preso, Ma non ci arrivo. Allora, quello che cazzo stai scrivendo? voleva dire ma non ci arrivo, quindi lui arriva 2 volte. Ma perché ha già tradotto? No, non lo so. Già faticai una di te. Mamma caco cazzo. Allora, Gianmarco, più ordinati. Sì, sicuramente più ordinati. Non si va un attimino a zonzo e a perdere tempo. Quindi mo tutti lavorano, sono ancora in giro. Mo mi devo un attimo riabituare alla situazione nuova, però col cibo siamo messi bene. Si fa il primo step l'italiano, poi passiamo alla psichiatria. Sì, un punto alla volta. Allora, assegnazioni. Voi state prendendo tutto, lui in raffineria sta facendo, a noi ci servono i filtri, quindi dobbiamo andare al piano predisposto che è questo. Laboratorio di ricerca, modula officina. Ok.
filtri. Ok, allora, loro stanno continuando a prendere risorse. Vedi, parla col botanico, lo zio. No, ma vediamo di fare pure sta cosa qua. Ci mettiamo in coda. Ci mettiamo in coda questo. Ci risolviamo pure una Vabbè, volta tutto per ciò, tutte. quello, ma io non so se te l'ho chiesto, ma tu stai giocando a qualcosa nell'ultimo periodo? Non mi ricordo manco se c'hai console o PC. Che stai giocando tu quello? E tu stai sempre qua, ci fai sempre compagnia, ma tu che ti giochi? Che stai facendo ultimamente? Che minchia fai? Piccione. Così, un po' di barese ogni tanto. Ma perché no? Perché no? Piccione. Come il Niente. famoso? Piccione Mount. Esattamente. Però povero quello, non volevo, mi pareva brutto. No, la mamma di quello, Niente, ok, mo magari niente. Che giochi? Tipo, qual è l'ultima cosa che hai giocato? Cosa ti interesserebbe abbiamo un giocare? giorno e 15 ore. Mica male. Giusto così pure per sapere un po' quello a te cosa può piacere, cosa magari ci fai venire qualche idea. Qual è la tua storia? Qual è la tua lore? Dato che mo c'è un bel po' di tempo libero fino a settembre, che almeno magari gioca pure a qualcosa, ti intrattieni. Dal 26, Persona 5X è gratuito. Persona 5X. Tanti giochi gratuiti stanno uscendo, quindi sì. Da provare c'è. Bestemmio contro una compagnia multimiliardaria chiusa al resto del mondo. Ossia? Contestualizza un attimo quello per comprendere bene. Grazie. Che FIFA? No, chiuso al resto del mondo, no, con è giapponese. Qualche cosa un attimino così. Ci intriga. Il pomo morso. Pomo morso. Pomo della mela, Apple. Pomo morso. Ti ricordi che l'altro giorno chi è che dovevamo espellere non è stato espulso? Era quello? Sì. E dissi, trattiamolo bene. Io mo ho cercato quello che lui ha scritto, pomo spazio morso. Se mo la prima cosa che appare non è una ditta, io lo banno per un minuto. Ok. Non è uscito niente quello. Quello non è uscito niente. Quello, come giustifichi questa tua risposta? Quello ho la mano esattamente sul... perché non sei del nord. Però Google è internazionale, avrebbe dovuto darmi una soluzione. Quindi tu mi stai dicendo che se adesso faccio una ricerca più approfondita, dimmi di dov'è sta azienda, io controllo e vedo se c'è. Se c'è, sei salvo. No, scusami, è un nome, Google non si fa proprio. Dimmi il nome di dov'è. Veneto. No, non ti preoccupare se non c'è il traduttore veneto. No, ma poi sicuramente questa non so chiama azienda, così. È il modo che ci avranno loro, gente strana, di pronunciare queste cose. Io lo voglio pure graziare, però voglio capire di che società sta parlando. Puta. Veneto. Vediamo un attimo. C'è il pomopero, però. Non è quello che Pomopero non penso che sia quello. Non è quello che ha scritto. Dovresti cercare azioni Apple e fare clic sul tasto acquista. Ma non c'ho i soldi per farlo, quello è il problema. Sì, però quello, perdonami, non si chiama pomo, è il torso della mela al massimo. Che è pomo? Vabbè, dialetto non lo conosciamo. Pomo. Giustamente pure per lui alcune parole che ci potrebbe sentir dire possono sembrare strane. Ho capito, ma pomo! Quello è da Adamo il pomo, che c'entra? Natura ustioni da radiazione. Tutti con le radiazioni. Ma oggi che tal? No, ma domani tutti in infermeria, non possiamo uscire domani. Non possiamo fare niente. Però siamo pieni di risorse. Se pensi alla mela, cosa ti viene in mente? Se pensi a una mela, parlano di aziende, mi viene in mente Apple, sì, quello, ma pomo non vuol dire nulla. Ah, aspetta, lui invece di dire la mela morsicata per farci capire Apple, detto il pomo morso e poi ci siamo un attimo confusi. Sì, ma pomo non vuol dire un cazzo, pomo. No, aspetta, pomo l'ho sentita pure io. Vai, come parola. cerca. Cerca. Ma ho capito tutto il contesto, pensando al gioco non avevo capito il tutto,
Pomo in botanica, frutto carnoso tipico di Ah, diverse è la piante. mela. Sì. Cioè, la mela si chiama pomo. Sì. Quello mi ha insegnato qualcosa stasera. Io non lo sapevo. Allora, quello, posso fare una cosa? Posso fare una cosa? Non lo sapevo. No, non è dialetto quello, no, perché è proprio dal dizionario italiano. Gianmarco, 30 secondi col microfono spento. Giusto? A posto. Oh mannaggia, adesso non mi si sentirà più. Accidenti. Come faccio? Oh no, le preoccupazioni. Che tristezza. Oh cribbio. Ci servono i polimeri. Domani tutta la giornata a passare i metalli. Quello non mi può bannare perché sto a fianco a lui. Se Enzo mi caccia io gli do fuoco alla casa. Ma che gli dico? Esci fuori dalla stanza, cioè, Vado in camera di tuo fratello. Metta a vedere la televisione. Poi ci avevo pensato, ma questo è un altro discorso, però mica lo posso fare, dai. E poi me ne vado. No. Non ho problemi. No, era bello per la scena, ma non cacciamo nessuno. Trovato. Ma pure con te stavamo scherzando. Non avevo capito il senso di quello che... io non Poi lo dopo sapevo ragionando... capito la meno e quindi sta parlando dell'Apple, ok, quindi tornando all'argomento madre, padre, figlio e Spirito Santo, perché ce l'hai con l'Apple in questo momento? Che t'ha fatto? Ma non funziona. No, posso tirare un bicchiere con l'acqua dietro, ma lui poi me lo tira sul computer e finiscono le live per sempre. Che sta succedendo, ragazzi? Cosa avete? Perché avete due barre? Malessere, ok, sta migliorando perché c'è il filtro. Radiazioni minime. È presente il Mac? Sì. Ah, ok. PC. Ok, che è successo? Allora, prima che uscite fuori perché ci sono altre 5 ore di radiazioni. No, te lo dica se lo prendi alle spalle. No, io il bicchiere, se lui mi colpisce io ribatto. No, è finita. Gianmarco ha una mira perfetta. Ieri per fare una scenetta, poco prima che iniziavamo la live, lui ha fatto finta di arrabbiarsi, ha preso la custodia delle cuffiette, questa, ha fatto la parte che si è girato, arrabbiato e l'ha lanciata sul letto. Io ho pensato, Gianmarco è strunzo, sta rompendo le cuffiette. Quello che è successo e abbiamo visto con i nostri occhi, quello, credimi, non ci sono parole. Ha iniziato a rotolare questo per tutto il bordo del letto con una precisione chirurgica, è arrivato sul bordo del letto e si è fermato. Ed è caduto verso l'interno. Ha avuto, sì, è caduto verso l'interno, ha avuto 800 momenti per cadere dal letto, si è fatto tutto il bordo sul filo e lui l'ha lanciato così. Precisiamo che non lo volevo lanciare. E lui non lo voleva lanciare. La cake, quindi me lo stavo prendendo pure del culo. Quindi prendere mira e colpire il computer ce la fa. No, quello ce la fa. Non posso rischiare. Possiamo fare un test? No, non facciamo test perché... Allora, Scopre ci gira Mac OS. Che cazzo vuol dire? Mac OS è il sistema. Fortuna del principiante con Gianmarco, no. Poi lo potrei iniziare adesso e finire domani di raccontarti tutte le botte di culo che ho in queste situazioni. No, quello io credo alla fortuna, ogni tanto capita pure a me, ma qui siamo davanti a un professionista. Io ti ho detto, sto giocando ancora a Persona 5X, che c'ho lui che mi fa le summon, io ho tutti i personaggi. Mai accaduto in tutta la mia carriera da videogiocatore, con tutti i gacha e cose che ho provato, che poi non mi sono piaciuti. Questo lo sto facendo con lui, ho tutti i personaggi. Non me ne manca uno, mai accaduto. Ho tirato 2 volte, sto giocando da 1 anno e passa a Persona 5X. Prima dell'estate io tiravo sempre con lui, avevo tutti i personaggi. Durante la fase estiva ne sono usciti 2, uno ero qui, l'abbiamo tirato e l'abbiamo preso, uno ero al villaggio dove lavoravo e non c'era Gianmarco. Io quel personaggio non l'ho preso e da luglio-agosto dell'anno scorso l'ho preso 2 settimane fa. Signori, questo è un professionista. Però il pugile l'hai preso da solo. Così. Però sempre dopo che c'è stato il suo intervento. Però comunque l'hai pigliato tu, io non ero presente in quel momento. Però la tattica noi l'abbiamo trovata. Sì, il metodo è facciamo la prima volta così rispettiamo il santo. Poi dopo se non esce da solo. Quello ci ho provato in tutti i modi. Niente. È stata una pecora nera. No,
Non challengare il tuo dio quello, perché No, quello quello ti fai male. Ti voglio bene, credimi, veramente ti voglio bene. farlo come lavoro, magari. Non farlo. Allora, a noi ci conviene fare Lupiccione di mamma, tu tecnico, visto che c'è la tempesta, aggiusta tutto. Scienziato a sto Quello punto tu dovresti puppare. Questo potresti fare. sarebbe una buona introduzione, cioè come ingresso. Botanico fuori no, botanico mettiamo in serra, fai un po' di piante, tanto materiale e cose varie. Qualcosa dovremmo ottenerlo. Hanno avuto problemi a dormire a causa di un malfunzionamento nel dormitorio. Lo zii, c'è tutta la base rotta, aspetta. Ti rendi conto quando le stanze sono rotte, quando appare questo? Sì. No, girando li sto vedendo un pochino ovunque, anche perché non gli abbiamo fatto più controllare niente. La base Come di stage comando... per avere crediti si può fare. Quello vieni sotto la mia guida, io ti addestrerò al mondo dell'oscuro. Però è un potere che purtroppo non si può trasmettere, quello, quindi dovrai guadagnartelo. Fatti carattere quello. Dove cazzarola è? Modulo macchina, ok, da quest'altro lato. Allora, ok, così ho capito pure io meglio sta cosa e ce la possiamo gestire tranquillamente. Credevo che i kit di riparazione servissero ogni volta che dovevi aggiustare qualcosa per velocizzare il processo. Invece il meccanico di base aggiusta tutto. Quando si rompono del tutto serve il kit. Noi il kit è vivo, ce l'abbiamo. Ma bordello piuttosto venire a dire, vai in un bordello che ci sta di male. Se vuoi. Ma stiamo insieme, facciamo fare 5. Facciamo un massaggio con happy ending. Allora, fai prima questo e tu in raffineria facci prima tu tanti polimeri, così noi ci togliamo da sto lago vulcano del cazzo e via. Tra 5 ore, se finiscono le radiazioni, andare fuori nel pomeriggio non sarebbe male. Possiamo nel frattempo parlare un pochino con loro. Allora, uno sta in cucina. Anzi, no, ma cuciniamo un pochino, gli facciamo trovare il pasto già pronto. Yeah, man. There are simpler ways to kill a man quietly, you know. What do you mean? The AC started spitting smoke. You could have fixed it earlier. Scusami, Giosualdo. Abbiamo bisogno dei pezzi di ricambio, ci servono le risorse, li stiamo prendendo. Così non ti becchi le radiazioni, che è quello che abbiamo fatto. I guess there are even bigger threats out there. Yeah, all right then. Innocenti, tutto a posto. E lui si è calmato un attimo. Allora, noi gli cuciniamo prima un po' la pappa. Ok, almeno ci sono 6 pasti pronti. Ci vuole parlare il botanico nella serra. E la serra non sta di qua. Ok. Botanicus. Hey, you wanted to talk about something? Yeah. Remember when I asked if you missed? Oggi dobbiamo fare una cosa, il tecnico, chi c'è, quello che sta facendo mo il tecnico lo facciamo noi, lo mandiamo in giro ad aggiustare un po' la base nel frattempo. Quello scusaci i fuochi, ma è bombardamento a tappeto. Lo zia, la verità. We were married, just like you and her, but at some point stavamo insieme. Things got complicated. And, wow.
They're so cool about it. The irony. The only one of us who can really be with her doesn't care. È solo uno. Coppia significa in due, quindi It takes two, you know, to make a relationship work. You're blaming her? Ah, boh, se proprio a I'm just soggettare il saying soggettone, eh. not Sì. as simple as you think. ok, dobbiamo tenere sta cosa in kept her. considerazione. How did you do it? Well, we had our ups and downs too. Quindi and tu it sai wasn't che non è easy to see. facile, quindi non puoi darci But it's colpe all di about qualcosa. setting your priorities. You want a relationship that lasts? Put some effort in it. Oh, però tu hai fatto un botanico, frate, Davide, cioè stavi nel most cinema. Dobbiamo andare poi a Ah, vedere il Never. suo percorso di vita, sì. capire un attimino come andrà. Stop paying attention. L'amore dovrebbe sembrare naturale. Non ti devi sforzare di voler bene a qualcuno, ti vuoi bene, punto. Ti trovi? vai. I don't agree. Love should come effortlessly, or it's not worth the effort. No, no. Ah, it's vabbè, tu sei proprio il exactly tipo the fatto other in way un... round. ok, ok. You're confusing love with infatuation. You're confusing boredom with love. And I Ecco. didn't have to make an effort for her to call me. Ok, quando parliamo con What? lui non dobbiamo toccargli You're in l'amore che ha touch per with sta her persona. here? That's an overstatement. I talked to her twice, and it just got worse. Mo le puoi parlargli So- di non fare ricerca. She knows No, about se lo us, the immagina. whole altar situation? No, No, of course il not. problema è che non lo deve neanche You- sapere. Lied to her? The only person who ever really understood you? Non capirebbe, la offendi, ci resta male. Non siamo più così vicini. You don't get it. She's not that person anymore. We're not. No, se tocchiamo lei, per amore di Dio, aprici. Why? I don't know. You tell me if you know her Questo so non gli va well. bene, niente comunque. Why should I help you? This whole situation is dreadful enough for me. I think I need to set my mind on something else. I'll see you around. Mo si calmerà e noi gli diremo guarda puoi parlare con lei. Minatore Allora, tecnico. noi ci dobbiamo fare sta giocata qua. Minatore. Ah no, il tecnico già sta facendo la manutenzione che abbiamo messo il minatore in raffineria. Ok, stiamo a posto. Anzi, noi potremmo dare una mano nel frattempo. E vai. Poi ci dobbiamo accertare. Dobbiamo accertare che le produzioni non si fermino. Ok, ok. Allora, stiamo a riparare qua così abbiamo il cibo. Lo scienziato si è ripreso. Durante le tempeste magnetiche, l'estrazione di giacimenti profondi di rapidium e materia organica richiede solo la metà del tempo. Noi la materia organica ci serve per il cibo, per le cose, per tutto. Ci serviva. Essa, che non sali? Che sto usando l'ascensore sbagliato, giusto? Ok. Allora, vediamo un attimo una cosa. Magazzino grande ancora non l'abbiamo scoperto. Magazzino grande piccolo, faccio 120. Abbiamo altri 120 qua. C'è ancora tutta una giornata. No, ci conviene prendere il rapidium. Ok, ok. Si sta scassando tutta la base.
poco. Ok. Torna subito alla base. Base in cattive condizioni. Ragazzi, sta saltando tutto, quindi procedura d'emergenza 8 super Q tutti incazzati neri. Via. Mettiamo anche il minatore che dà una mano con le riparazioni. Ora ripariamo tutta la base per quanto possibile. No, noi in realtà mo ce ne andiamo a dormire e non possiamo fare un cazzo. Ragazzi, dobbiamo resistere solo stanotte, non vi incazzate. Allora, qualcosa nell'officina. Ok. Uno già si è calmato. Avevo nero. Oggi ci dobbiamo sacrificare. Pazzo. Tecnico è incazzato nero. Facciamolo calmare un po'. Facciamolo calmare un po'. Allora. Una partita veloce l'Alter riceve la piena spinta emotiva, tuttavia non riceve punti bonus per una vittoria. No, giochiamo noi. E uno è andato. Ah, è bravo anche lui Gianmarco. Potentissimo. Ok, anche il secondo è entrato. Hai toppato. E voilà. Devi. Ok. Come è mancato? Però c'è sta cosa della palla fantasma che non riusciamo a capire, mannaggia la miseria. Cioè è entrato. Questo è il karma. Vediamo quest'altro. Ok, anche questo è entrato. Bravo anche te. Allora, qui è fuori, qui è sul bordo, qui è dentro. Ok. Oh. Ottimo. A posto. Domani staremo tutti meglio, forse. Se non salta la base nel frattempo. Ok, difatti si è un po' calmato. Dai Botanico, vieni anche tu, dai. Dai. Però lui lo facciamo con la partita veloce, voglio vedere sta differenza, cosa ci comporta. Ok, lo si fa veloce ma non prendiamo i punti massimi per farli calmare. Ok, almeno si sono calmati un attimino gli anni. E a sto punto dobbiamo solo sperare di non svegliarci morti. Assolutamente. Giorno 24, il sole si avvicina. Ok. Ribellione degli Alter, che è successo? Scopri cosa sta succedendo. Ragazzi, la banda bassa occhio. Oh, re. Che è successo? Is there a problem? Listen, Jan, we're fed up with your mistakes. What do you mean, fed up? Ragazzi. What is this? Morale is at an all-time low. You need to Ma noi già siamo reevaluate your priorities or else.
Che cazzo è successo? What exactly do you want me to improve? Good Radiazioni? leadership requires treating Potrebbe people darsi. as equals, or at least creating a Scienziato, credible stringi impression doing perché so. dobbiamo un attimo capire che sta Stop succedendo. ordering us around like puppets. I hear you. I'll do what I can. Oh no, non ci sono i filtri. Ci Ci sono sono. le radiazioni. Porca la puttana. Dov'è l'officina? Ok. Un filtro ce l'abbiamo. Abbiamo risolto un attimo il problema. Sta finendo tutto. Ci sono ancora le radiazioni forti per 15 ore con la tempesta magnetica. Allora, quello che dobbiamo fare è, loro stanno aggiustando un pochino la base per quanto possibile, però non ci sono i kit di riparazione, quindi a sto punto da qui fai un attimo questi, quando ci vuole solo un'ora, e poi attacchi subito a fare il resto. Almeno guadagniamo un pochino qua. Cibo non ce n'è, il tecnico giustamente sta riparando. Vediamo di parlargli un attimino nel frattempo. You look hurt. What happened? Too much radiation exposure. One of those things everyone has to go through at least once, right? Why didn't you get some Riposati un rest? po'. You've been working your ass off. Sure, can't hurt. Fa niente, ci mettiamo ne a fare le By riparazioni. the way, that radiation barrier thing, remember about it, okay? Get radiation filters stacked up so we can recover faster from this shit. Ok. Allora. Centro di comando, fallimento. Si sta scassando tutto. Dobbiamo dare anche noi una mano con le riparazioni. Laboratorio di ricerca, uno di qua e uno di là. C'è il centro di comando, possiamo vedere di aggiustare noi. Ok, dimmi che hai fatto i kit di riparazione, scienziato. Scienziato. Giustamente non ci sono risorse. Non ci sono risorse. Abbiamo i metalli arricchiti. Ci vuole qualcuno nella raffineria. Ci vuole qualcuno in raffineria e ci andiamo noi. Anzi no, aspetta, se nella serra non c'è niente da fare, signor botanico, ne vadi nella raffineria e ci fa questi qua. Almeno così ci teniamo un pochettino di cose mentre loro due stanno continuando a riparare. Allora facciamo la giocata buona qua o siamo morti. Servono metalli. Così siamo il capitano. Il capitano va a prendere il materiale organico nonostante la tempesta. Siamo al limite. Ok. Allora, almeno stai facendo i filtri, è già qualcosa. Tu li stai lavorando con i metalli, è già finito tutte cose, quindi va bene. Installa il gel filtrante. Ah, che abbiamo fatto poi prima, effettivamente. Quindi ci siamo completati la quest, quella lì. Allora, con i filtri come siamo messi? No, filtri a profusione, il problema è che dobbiamo mandare qualcuno fuori.
Guarda, minatore, io non ti voglio... no, sta proprio là perché non ce la fai più. Più che fare i lavori di manutenzione ci servono i metalli. Con una che flexa. Forse ce la facciamo pure con il tempo e con le risorse proprio al soffio. La cosa che possiamo fare è cucinare per far passare un po' di tempo e fargli trovare almeno il cibo, così una cosa non gli manca. Pensando a un video e una discussione che ho avuto oggi riguardo sto gioco, dove si diceva, a parte la trama è mediocre di gameplay e quant'altro, non c'è niente. Non mi sembra, ogni live che abbiamo fatto è sempre diverso e stanno accadendo sempre cazzi difficili. Sta tempesta magnetica ci sta colpendo proprio pesante, duramente. che mo stiamo andando proprio... Allora, per la produzione, ok, si è andato al dormitorio, quindi a sto punto ce ne dobbiamo occupare noi, perché almeno dobbiamo avere un filtro. Sto facendo prima kit. Dormitorio, il tecnico e lo scienziato parlano tra di loro. Ci prendiamo qualche punticino extra. Ok. Cheers, man. Fresh start. Ok, hanno fatto pace, dai, il tecnico e lo scienziato. Va bene. Allora, il tecnico... Niente, ok. Botanico. Look, Hurd, what happened? Vabbè, solito dialogo. Ok. Are you gonna be okay? I think so. Just Ok. Perdonate se schippo a finire, non ce la facciamo col tempo. Allora, come siamo messi? Come siamo messi con i filtri? Sei ore e 2 minuti. Non sopravviviamo per la notte, quindi ci serve dall'officina e... Almeno ne abbiamo un altro. What a fucked up world. Abbiamo 13 ore fino a domani mattina che si riprende, ma tra 4 ore dovrebbe finire. Assegnazioni, tu sei libero, quindi hai aggiustato tutto. No, non hai aggiustato una sega. E giustamente questi componenti sono rotti e a te ti serve, che ti servono questi qua, servono i kit di riparazione. Andiamo a meno uno. Ok, allora almeno un kit di riparazione ce l'abbiamo e può aggiustare una stanza. Ci dobbiamo andare solo a dormire. Allora, ragazzi, ma la tempesta passa. Possiamo uscire fuori, prendiamo i metalli e ci riprendiamo un attimino tutti. Il sole è pericolosamente vicino. Elevata attività planetaria. Le radiazioni adesso iniziano alle 19. Ce ne dobbiamo andare da qui. Una nuova vena interna è apparsa sulla superficie del pianeta. Ok, si stanno calmando e le cose stanno andando. Non ci sono più radiazioni. Quindi, visto che non ci sono più radiazioni e noi ce ne dobbiamo andare assolutamente da qua,
minatore già sta andando a prendere il metallo. Ok, rapidium ce ne abbiamo un bel po'. Produzione. Nell'ordine vanno fatti prima questi, poi questi e poi questi qua. Facciamo gli straordinari. Quindi uno va ai metalli, uno va a prendere il materiale organico e ci vai tu, e un altro va a prendere lo scienziato, va a prendere i minerali, così li facciamo salire tutti e tre. Polimeri ne abbiamo 20, però per produrre questi ci vogliono i metalli, ma dovrebbero iniziare. Nel frattempo la cosa che noi possiamo fare And how is it? Does it taste safe ok, enough? stanno testando il gel filtrante. Tastes the same, but I'm calmer anyway. Ok, meno ribellione da parte di tutti. Ottimo così, più motivazione. Dai che sta giornata la facciamo uscire bene, anche perché è l'ultima e che poi dobbiamo staccare. Allora, dai ragazzi che ce la facciamo. Ma quindi tra 2 giorni ci sarà una 6 ore. La giornata funzionerà al momento che io domani lavorerò ogni singolo minuto per togliermi ogni cosa da mezzo. Cercherò già da mercoledì mattina, devo ancora vedere l'orario di sblocco di Persona 5X e poi devo aspettare che mi consegnano Death Stranding 2. Tieni d'occhio il mio canale Instagram se possibile, perché penso che quando lo avrò tra le mani posterò la foto. Nel momento in cui vedi quella foto, tu da lì accadranno 2 cose: installazione e avvio della live. Calcola un'oretta, calcola una mezz'oretta, non so quanto tempo ci voglia. Da quel momento io dovrei essere in live. Mi sbrago, proprio mi apro il pantalone in modalità estiva con calura, avvio Death Stranding e via. Allora, dai un'occhiata, ti dico, di solito i pacchi qui me li stanno consegnando nella fascia che va tra le 12 e le 3 del pomeriggio. Da quel momento io potrei essere collegato. Poi se le notifiche funzionassero sarebbe anche un mondo bello e tranquillo. Allora, giustamente loro iniziano a lavorare alle 9, quindi giustamente fanno colazione la mattina, si fumano una sigaretta e vanno al lavoro. Allora, volendo ottimizzare mentre voi fate colazione e prendete tutte le risorse, io però vena internal, ma non so se so che possiamo tornare un attimino fuori tranquillamente. Aspetta, qua subito facciamo. Voglio vedere di esplorare la zona nuova per guadagnare un po' di tempo mentre loro prendono le risorse. E noi eravamo settati bene. Il problema è che è arrivato. Sì, va a fare un po' di manutenzione. Che cazzo? What is this? Another anomaly? It looks out of this world. Mamma mia. Guarda, ce ne sono altri sulla mappa? No. Noi non possiamo esaminare. Noi abbiamo trovato l'altra anomalia a sto punto. Vedi, c'è qualcos'altro. Magari possiamo estrarre le cose da qui in un altro modo. Allora, noi dobbiamo fare 2 cose. Anche perché abbiamo anche il colpo caricato. Sono apparsi pure qua in mezzo. No, l'oggi stanno apparendo ovunque. Questo era un verso d'arena, sì, esatto. Oh no, perché Pippo Baudo? Piccolo ruggito. Perché? Allora aspetta.
ricordiamo, questo è un gioco che dopo il primo atto tu sai tutto quello che succede e non cambia niente, quindi vabbè, va benissimo così, va benissimo così. Allora, Sgrondel super più di qua, no, di qua, bravo Pippen, bravo Pippen. Non ti bloccare per piacere. Allora io vado a fare un attimo qui, sì, ma faccio le ultime. No. Ricordati di andare piano piano là. Sì, io mi apro subito il passaggio di qua e poi provo a vedere dall'altro lato che cosa c'è, quante risorse le stanno prendendo. Questo mo ce lo mettiamo qua e ci ottimizziamo, almeno ci abbiamo lo shortino. Mo giù che cosa ci sarà e cosa ci serve poi per andare avanti. Via, lascia stare. Qui ci sono dei metalli e mo ci possiamo prendere qualcosa. Ok, noi l'altra volta non potemmo salire qui perché non avevamo la batteria, adesso ce l'abbiamo. La storia dell'universo. Migliaia di anni dopo la caduta dell'umanità, un padre racconta a suo figlio la storia dell'universo. Ci abbiamo un altro film da vedere. Ottimo, già venire di qua è andata bene. Però un passaggio da qua a là per andare in questa zona pure non sarebbe male, Magari possiamo parlare con qualcuno di loro e far fare un ponticello qua. Che si vede che è uno shortcut da sbloccare in qualche modo. Mo cerchiamo di capire come. No. Aia! Oh, no! Problema. Questo è un enorme, grosso problema. Perdi proprio la giornata. Oh, porca puttana. Allora, Giorno, il tempo che te ne sei andato è successo di tutto. Notizia buona. Sì. Sono andato avanti, c'è uno shortcut che ci permetterebbe di collegarci in due punti. Le fungo sono le 10:04. No, Lozzi, non hai capito cosa è successo. Per questo mo ti spiego. Sono andato avanti, ho sbloccato lo short con le rocce, ho continuato ad andare avanti, siamo saliti dove l'altra volta non eravamo saliti. Abbiamo trovato un film nuovo. Un padre racconta al figlio la storia dell'universo, quindi abbiamo un nuovo film da vedere. Visto che era presto, ho detto mo ottimizzo la giornata, prendo un po' di cose velocemente. Stavo driblando tra le anomalie in un certo modo. È successo in 3 secondi netti. Un'anomalia mi ha inseguito, mi ha preso e mi ha buttato a terra. Collassato per la giornata, quindi giornata buttata. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Nel giro di 2 secondi. Grosso problema, quindi dobbiamo vedere nei prossimi giorni un attimino come fare. Arrivederci. Gioco mediocre e che dopo il primo atto è tutto uguale e non cambia niente. Buonanotte. No メッセージまた明日
ち忘れずにね。みんなの声が力になるよ。ちょっとだけ真面目な話だけど、みんなのこと大切だからさ、バランスよく楽しんでね。たまには休んで深呼吸しよう。優しさはつながる魔法だよ。一緒に作るこのステージ